Buonasera, bentrovati, Calcio in Chiaro, edizione del lunedì, ovviamente per parlare delle partite di sabato, del pareggio del Padova e anche del Cittadella, per parlare della partita di domani del Padova contro il Piacenza e per darvi tutte le notizie del caso, per farvi vedere una moviola particolare che Ivano Ricci ha preparato sia per quanto riguarda il Padova che per quanto riguarda il Cittadella, e per farvi ascoltare una e anche il Vicenza, va bene, mi suggerisce subito, dopo ne parlavamo anche di questo, e per farvi vedere e sentire un'intervista al sindaco Flavio Zannato che parla del Padova, di Cestaro, dei tifosi dello Stadio Uganeo e della Piani. Dunque seguiteci perché sarà davvero una puntata molto interessante. Voi da casa come sempre potete telefonare o potete mandare i messaggi, e siete in compagnia di Antonio Mazzagatti. Buonasera Antonio. Buonasera. Tutto bene? Tutto bene. Sei rientrato sano e salvo da Frosinone? Sì, è stata una bellissima esperienza, a parte il risultato che ovviamente ha visto il Padova, insomma, giocare un buon secondo tempo. È stata anche un'esperienza molto interessante sul piano umano, direi, perché a Frosinone ho trovato un ambiente molto accogliente che difficilmente si trova tra Serie A e Serie B, insomma, è molto. Vabbè, ne parleremo dopo, anche perché devo salutare i nostri telespettatori in russo, in tante altre lingue. Buonasera Andrea Miola del Gazzettino. Ciao, buonasera a tutti. Tutto bene? Sei la formazione per domani? Più o meno. Più o meno, stai vedendo perché ci sono molte novità, eh? Sì, credo anch'io. Vediamo, vabbè, saluto Fulvio Simonini. Buonasera. Tutto bene Fulvio? Tutto bene. Cosa mi racconti? Niente? Non devi presentare gli altri. Anche tu, ne ho già uno la domenica, anche tu ti prendi. No, cosa ti devo raccontare? È il comandante della nave che decide quando presentarli o no. Ho detto tutto bene, va tutto bene? Bene, sì. Padova va bene? Padova va bene. E quindi andiamo avanti a presentare gli ospiti. Saluto Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, grazie Stefano di essere con noi. Saluto il presidente della ECB Giorgio Ferretti. Buonasera. Che da quando viene ha smesso le prime due partite del Padova, non ha più perso, con continuazione. Sarà una coincidenza, sarà una fatalità, però è così. E dovrà darci davvero delle notizie importanti, perché si stanno formando dei nuovi club. I tifosi che non hanno visto la partita il Padova domenica, sabato a Frosinone, il Padova li accontenterà con dei biglietti omaggio per un'altra partita. Insomma, seguiteci perché avremo molte cose da dirvi, e molte cose ovviamente le ha anche il nostro Ivano Ricci. Buonasera a tutti. Hai tante cose, Ivano, da dirci? Tante, abbastanza. Vuoi un bicchiere d'acqua? No, ero emozionato perché sempre quando ti presento c'è l'emozione, ti metto un bicchiere d'acqua qui, una fettina di salame. Ero solo emozionato, mi ha preso un attimo un brivido quando hai messo la mano, adesso è passato tutto. Sì, è così. Hai preparato la moviola? Sì, abbiamo preparato tutto quanto, Cittadella, Vicenza e Padova. Vicenza e Padova, dunque. Anzi, per andare in ordine, Vicenza, Cittadella e Padova. Questo è l'ordine che hai preparato. Sì. Va bene, detto questo, saluto Elisabetta Corazzi in redazione che aspetta le vostre telefonate, i vostri messaggi, tutta la regia e tutti i tecnici, e saluto Eleonora Eva Bonetto. Devo dirlo tutto per intero, giusto? Sarebbe il mio nome, tutto per intero comunque. Perfetto, no, strano, di solito è uno solo, invece la mamma ha deciso di darmi due nomi. Due nomi, bene. Buonasera Eleonora. Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri ospiti e un saluto speciale a tutti i nostri telespettatori che ci seguono da casa. Vi ricordo i numeri a cui iscrivere, i vostri sms, fatelo pure al 392 666 0099, mentre Elisabetta risponderà alle vostre telefonate allo 049 848 1998, e saremo felici di leggere le vostre email che invierete all'indirizzo calcioinchiaro@telechiara.it. Ascolta Eleonora, l'abbiamo detto l'altra volta, dimmi se sono ripetitivo perché con l'età è facile che io lo sia. E in giapponese abbiamo detto Fulvio come si dice, vero? Sì, abbiamo detto Fulvio Simonini. Fulvio. Vabbè, Fulvio Simonini, vabbè. Come a Roma, Fulvio si dice così, capito? Perché noi stiamo facendo anche scuola di giapponese, visto che la nostra Eleonora studia appunto lingua orientale, in particolar modo il giapponese. Vabbè, allora andiamo con ordine, iniziamo. Parliamo di questo pareggio del Padova. Fulvio Simonini, un pareggio che tutti speravano, però che poi dal lato pratico era difficile ottenere, perché giocare a Frosinone con la capolista sulle ali dell'entusiasmo su uno stadio piccolo era difficile. Invece il Padova è riuscito a portare a casa un pareggio, sì. E anche se avesse avuto un pizzico di bravura o fortuna in più magari. Ma sai, per quanto riguarda questo, io dico che anche loro hanno avuto
la prima mezz'ora abbastanza importante. Io credo che, almeno guardando dalla TV, non sia stato un gran Padova, però mi è piaciuta molto la determinazione, la volontà e la forza di andare a recuperare il risultato, non una ma per ben 2 volte. Dopo il gioco magari è stato un po' meno brillante che nelle altre occasioni, però sicuramente un Padova determinato e volenteroso e convinto di portare a casa un risultato positivo, e così è stato. Perciò contro una squadra che sta viaggiando a 1000 siamo stati anche sfortunati sotto certi aspetti ad incontrare il Frosinone nel momento credo migliore della sua stagione. È partito benissimo, magari se l'avessimo incontrata tra un paio di mesi, magari si è smorzato un po' l'entusiasmo, sarebbe stato un po' più facile, però dà più peso a questo pareggio, perché abbiamo giocato appunto contro una squadra molto convinta e determinata. Bene, potete intervenire Andrea Miola, Antonio Mazzagatti, Giorgio Ferretti, poi ovviamente che Stefano, lui parlava ovviamente più velocità, però se volete intervenire Ivanovic potete farlo, non è che ogni volta debba dirvi quello che dovete dire, insomma. Beh, fa proprio ben sperare questo aspetto, la squadra che 2 volte si è rialzata, tra l'altro il gol del 2-1 dopo un momento buono l'ha subito quel rigore, dopo ne parliamo. E lo stesso era successo a Reggio Calabria, un buon inizio, il gol della Regina, cioè una squadra che 3 volte in 2 partite esterne con avversari anche di valore riesce a rialzarsi, riesce subito a reagire, magari ci vuole anche un pizzico di fortuna, però l'atteggiamento mentale è quello giusto e fa ben sperare per il futuro, anche perché se poi uno guarda la formazione di partenza comunque di queste prime partite del Padova, quasi sempre. È vero che il Padova è una matricola, però i giocatori che la compongono sono pochi al debutto in Serie B. E lo stesso Cu fa il debutto, ma non è mai stato nella formazione di partenza. Gli altri, un giocatore come Italiano è un elemento fondamentale perché sa tenere gli equilibri della squadra, funge anche un po' da allenatore in campo. Ci sono vari aspetti che fanno ben sperare, al tempo stesso però bisogna anche ricordare che sono 3 partite e che quelle che sulla carta possono sembrare più facili sono quelle che nascondono i maggiori trabocchetti, per cui adesso queste 2 partite in casa saranno da tenere, diciamo, da seguire con la massima attenzione. Beh, diciamo che questo gol l'ha fatto Siciliano, ma insomma. Però per uno fatto da Siciliano ce ne sono 2 o 3 che poteva segnare il Padova, per cui alla fine insomma diciamo che ha salvato Suciani anche Siciliano. La mia era una battuta, è vero, comunque ha fatto una papera clamorosa. Ma i 3 gol fatti dal Padova, se pensiamo ai 3 gol segnati dal Padova a Reggio Calabria, a Frosinone e i 2, quello di Gidai, sono tutti un po' rocamboleschi per come avvenuti e magari anche un po' fortunati, però al tempo stesso non sono state le uniche occasioni che ha avuto il Padova, poteva segnare in varie altre occasioni, per cui magari è stato fortunato in tutte e 3 le occasioni dei gol in queste 2 partite, però ha avuto molte palle gol, ecco, le stiamo vedendo, per cui avrebbe comunque potuto segnare in altre occasioni. Sì, beh, sicuramente, e poi io penso sempre che l'importante è farsi trovare là, o no Stefano, da buon ex attaccante, quando arrivi davanti alla porta non importa come... che il titolo l'abbiamo messo proprio Padova, come ci arrivi, l'importante è essere lì, avere l'occasione. Ma poi il Padova insomma, ha un organico che non mi stupisce niente, insomma una squadra che per la categoria è molto ben attrezzata, quindi ci sta benissimo questo pari e è molto meritato anche. Ma io credo che quest'anno ci sia anche un approccio giusto alle partite, il Padova ha preso consapevolezza della propria forza, entra in campo senza paura di nessuno, abbiamo giocato a Frosinone senza paura di affrontare la prima della classe. Lo testimonia anche il fatto che a 2 minuti dalla fine l'allenatore Sabatini, che per me ha dei grandissimi meriti sulla vittoria sul pareggio di ieri, a 2 minuti dalla fine appunto col risultato di 2-2 sul campo della prima in classifica, magari un altro allenatore si copre con un difensore o meno, invece leva un attaccante e mette dentro un altro attaccante. Questo è un
segnale molto importante, un segnale di una squadra che va in campo per fare la sua partita a viso aperto, anche di fronte a una squadra che è più avanti di noi in classifica, che è sì, più avanti. Scusiamo pure Ecco, le immagini del Padova, lo dico Simone Lopez, dimmi Giorgio. No, ne volevo dire, mi aggancio un po' a quello che ha detto adesso Ivano, che non è tanto da soffermarsi sulla partita di sabato scorso, ma quanto all'ultimo periodo, anche alla parte finale del campionato scorso. La squadra è completamente, la mentalità, la forza d'animo, non lo so, è completamente cambiata. Qualche tempo fa si prendeva un gol, era finita la partita. Negli ultimi tempi, io non so se sia un caso, con il ritorno di Sabatini, con il preparatore atletico che è cambiato, la mentalità dei giocatori, adesso è tutto più non direi più facile, però riesce tutto molto più bene, come diceva Ivano, è più gruppo, esatto, è diventato un bel prendiamo gruppo, un gol, non importa, si va in campo e si lotta e si gioca. La partita dura 95 minuti ormai, quindi questo è un segno positivo e ci lascia ben sperare per il futuro, a parte gli episodi che quelli sono sì, ma poi anche, come diceva prima Andrea Miola, il discorso di aver fatto 3 gol effettivamente un po' rocamboleschi eccetera, è la verità, però è anche vero che la fortuna aiuta gli audaci, cioè nel momento in cui ti piangi addosso non è neanche fortuna, nel momento in cui sei così diciamo un po' tra virgolette sfrontato esiste anche la fortuna, e nel caso specifico magari abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, ecco. Ma mi viene in mente, per fare un esempio, la prima di campionato col Modena, Cuffa appena entrato in campo ha avuto un ottimo pallone, ha tirato a botta sicura, sarebbe andato in rete, un difensore l'ha deviato in angolo. Stavolta l'ha colpita sì bene, però non era imprendibile, è andata in porta. Sì, per lo stesso motivo Ciani si mangia un gol che penso che neanche io me lo mangio, e quindi voglio dire, sai, le cose un po' si compensano, però bisogna dire che l'atteggiamento è l'arma vincente, e poi questa grandissima mossa azzeccata di Sabatini, io continuo a dire che ha letto la partita in maniera impeccabile. Del resto, non solo quella. Con Sabatini in panchina, ricordiamoci, da quando è tornato il Padova ha perso in trasferta solo una volta a Cesena, allora capolista della Serie C1, e anche in una maniera un po' particolare, perché ricordiamo il gol in fuorigioco, il rigore non concesso, e con un'ottima prova. È stata l'unica volta che il Padova, penso ormai siano 7-8 partite quantomeno, in cui il Padova ha perso. Dopo è anche vero che comunque... Vi lascio parlare, dopo non vi interrompo. Antonio Mazzagatti, mi sembra che o vi metto il campanello... No, è che sai, un po' presi anche dalle azioni... Vi metto il campanello in modo tale che... No, ma stiamo parlando... Se hai bisogno di qualcuno che ti segui un po'... parlato, io ti sto dicendo che... Antonio, puoi dire qualcosa, fai vedere il Padova, fai le radiocronache... Ma proprio per quello, perché ormai mi pare che sia stato detto tutto, quindi la gente più o meno... Insomma, andiamo a casa? Andiamo a casa? No, cioè, tra l'altro poi, come dico sempre, preferisco lasciare parlare chi allora è meglio più fare di me, trasmissioni con polemica, che non c'è più interesse, perché quando le cose vanno bene è già successo tutto, non si parla più. A proposito di andare bene o male, magari tenere questo entusiasmo che viene espresso in questi momenti, in questo periodo. Vedendo così mi sembra una roba... Sai che siamo un po' cauti, nel senso tale che qualcosa andrà domani ci aspetta una partita importante, non è giusto andare in campo con la sicurezza di poter vincere, ma essere grintosi come lo siamo stati fino adesso, e poi se arriva anche la vittoria... molto bene. E se per caso qualcosa va più avanti andrà sicuramente, prima o poi mantenere comunque la fiducia nella squadra. Però sei Serie B, Giorgio, non è che sei Serie C. Serie C, se andava male era ovvio e giusto criticare. In Serie B, insomma, prima di criticare deve passare qualcosina di tempo, insomma, perché non è nemmeno giusto criticare. Sinceramente non c'è niente da criticare. No, penso in questo momento proprio. Antonio, quando parli sono contento. Sì. No, volevo dire che la prima in casa è stata il 22 agosto, se non ricordo male, e molta gente ancora non c'era perché era in vacanza. Poi c'è stato il problema del rinvio di Padova a Piacenza, quindi molta gente il Padova la deve ancora vedere, perché non tutti hanno Sky, non tutti, voglio dire, hanno avuto la possibilità di andare in trasferta a Reggio Calabria e a Frosinone per la obiettiva lontananza delle due sedi. Quindi io credo che molta gente alla fine il Padova lo deve ancora vedere, perlomeno dal vivo, ma anche in TV non tutti hanno avuto la maniera di ammirarlo, ecco. Quindi credo che ci sia comunque molta curiosità, però ancora dobbiamo capire bene qual è la nostra dimensione. Siamo soltanto alla quarta di campionato, per noi alla fine alla terza, credo che già domani sera forse
la piazza si potrà un attimo rendere conto di qual è la nostra dimensione. Ecco, abbiamo queste due partite in casa nel giro di 4-5 giorni. Insomma. E facciamo sempre un applauso a quei tifosi che si sorbiscono ogni volta, prima a Reggio Calabria, adesso a Frosinone, con i casini che ci sono stati in autostrada, eccetera, eccetera. Effettivamente bisogna dirgli bravi, perché puoi dirlo, Giorgio, non un coraggio di ferro e sono ammirevoli sotto questo punto. Il Padova ha preso l'iniziativa proprio nei confronti dei giocatori che sono andati a Frosinone, che non hanno potuto avere la partita per via di un ingorgo nella tangenziale, come si chiama quella a Roma, Ricci? No, l'autostrada del Sole c'è stato l'incidente, credo verso Orvieto, se non ho letto male, sono usciti e poi dopo hanno fatto raccordo anulare l'altra autostrada verso Napoli e hanno trovato coda e non hanno potuto intervenire. Allora il calcio Padova cosa ha fatto? A questo proposito, appunto, ho parlato poco tempo fa con Gianluca Sottovia, il direttore, a questi tifosi che purtroppo sfortunati che non hanno potuto vedere la partita praticamente, viene dato un biglietto omaggio per la partita con il Gallipoli, mi pare, che possono ovviamente dimostrare o col biglietto vecchio o in qualche altra maniera poter dimostrare che sono andati a Frosinone, avere un biglietto omaggio per la partita, ripeto, con il Gallipoli. Sabato mattina dalle 11 a mezzogiorno alla sede di via Carducci noi siamo lì per recepire i biglietti oppure la testimonianza che sono stati, poi ci metteremo d'accordo per consegnare quelli effettivi, insomma quelli buoni. Bene, dunque ricordiamo che ai tifosi che sono andati a Frosinone e non hanno potuto, per i motivi che abbiamo appena spiegato della partita, il Padova darà biglietti omaggio per la partita Padova-Gallipoli. Questa è una bella iniziativa, dunque complimenti anche al calcio Padova per queste iniziative che fanno sempre bene alla anche questo approccio con i tifosi, queste nuove iniziative, bisogna fare un plauso alla società. È cambiato questo Padova, è cambiato in meglio, bisogna dargliene atto e bisogna ringraziarlo, perché effettivamente questo è il Padova che la gente si aspettava e che la gente vuol vedere. Ripeto, sabato mattina in via Carducci noi ritiriamo i biglietti vecchi oppure qualche testimonianza che sono stati a Frosinone e poi noi li segnaleremo alla società che ci darà i biglietti, ci metteremo d'accordo comunque per la consegna. Va bene, ovviamente arrivano moltissimi messaggi, come sempre ringraziamo tutti i nostri telespettatori, tifosi del Padova, tifosi del Cittadella, c'è qualche sfotò che Leonora me li fa leggere prima di mandare in onda e ovviamente tutti quelli che non sono offensivi li mandiamo. C'è un messaggio che arriva ora che dice ma perché parlate del Padova non del Cittadella, tutte queste cose qui. Scusa Giorgio, no, volevo soltanto prendere l'occasione da un messaggio che è appena passato, firmato Club Leri Pellizzaro, ecco, volevo personalmente ringraziare i soci del club che mi avevano invitato ad effettuare la trasferta in loro compagnia. Purtroppo non ho potuto farlo proprio per questioni di tempo, perché ovviamente devo essere allo stadio con un congruo anticipo, minimo un'ora e mezza prima, perché devo sistemare tutta l'attrezzatura, poi abbiamo da quest'anno anche il collegamento nel pre-partita, quindi non posso rischiare, tra virgolette, di arrivare all'ultimo momento e tra l'altro sarebbe proprio successo, forse perché a causa dell'ingorgo molta gente è arrivata proprio all'inizio della partita o addirittura a gara già iniziata, quindi sono stato costretto ad andare giù con altri mezzi. Comunque volevo ancora salutare tutti i soci del club Leri Pellizzaro e ringraziarli ancora. Scusate questo messaggio personale, ma mi era dovuto. Bene. Ti ricordi tutti queste cose qui. Il Cittadella è una meteora, il Padova è la storia. Fate una trasmissione, non è così, noi parleremo ovviamente del Padova e anche del Cittadella e sono le due squadre di Padova e provincia. Il Padova avrà una storia più importante, però anche il Cittadella ce l'ha e noi continueremo a seguirlo. Vi ricordo che tutti i messaggi hanno un numero di telefono, dunque sono facilmente reperibili. Prima di andare in pubblicità però abbiamo aperto, dopo Giorgio hai molto tempo, ti do uno spazio, poi ne vuoi sempre un perché ho visto... e poi vai in centro a Padova e dici ma perché non mi fai parlare in trasmissione? E io quando vado al sabato a fare la passeggiata e trovo Ivano Ricci e anche Andrea Miola, tutti mi dicono ma perché non fai parlare Giorgio Ferretti? Detto questo, noi abbiamo... perché si agganciava a quello che è stato detto adesso. Dopo ne parliamo. Noi abbiamo inaugurato un blog, chiedo alla regia di proporlo in video, potete visitarlo, potete iscrivervi, potete parlare, il nostro contatto è
telechiara.net/calcio in chiaro, oppure andate su Facebook e cliccate Calcio in Chiaro Padova. Non so se abbiamo anche la possibilità di farvelo vedere già, dove si parla di tutto, si parla del Padova, del Cittadella, del campionato, si hanno notizie di mercato, si parla di tantissime cose. Andate a visitarlo perché è davvero molto simpatico, e poi tra l'altro potete essere partecipi anche voi di questo blog. Noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi perché avremo la Moviola, l'intervista a Zannato, parleremo del Cittadella, abbiamo tante cose da dirvi tra poco. Rieccoci, dove eravamo rimasti? Vedo molto. Posso continuare io? Certo, sì. E mi riferisco a quanto è stato detto prima e ho visto scritto che per quanto riguarda il club Lele Perizzaro, che è nato qualche tempo fa, solo ultimamente si è iscritto alla ICB ed è un club molto attivo, in modo particolare il presidente Alberto Farisato si è dato molto da fare per quanto riguarda anche la campagna abbonamenti. Siamo molto contenti di averlo con noi, abbiamo in programma di fare alcune cose con le iniziative molto importanti e li saluto cordialmente. Bene. Basta così? No, continuo ancora se vuoi. No, perché sennò dopo diventa... Dovevi darvi i numeri invece per le trasferte, voi già date? Ecco, sì, no, ecco appunto per le trasferte. Sì, io vedevo abbiamo prima... già la grafica, chiedo alla regia se abbiamo la grafica per i numeri. Non è ancora pronta la grafica, bene. Allora, l'avevo dato prima di dare i numeri alla grafica? Sì, li hai dati te. No, io non li avevo dati per niente. No, te li ho dati l'Elisabetta. L'Elisabetta ha dato i numeri, va bene, non li abbiamo ancora messi. Comunque allora per restare alle trasferte, noi abbiamo in programma ovviamente quella di Torino di martedì prossimo, partiamo di buon mattino da via Carducci, in pullman ovviamente, ed sono previste delle soste lungo il percorso, è organizzato in modo da non costringere la gente ad andare al ristorante, magari spendere, abbiamo tutto dietro, sia per il mezzogiorno che per la sera. È in programma anche una visita a Superga e qualche altro posto, vedremo anche da come sarà il tempo che avremo a disposizione. Comunque il prezzo, posso dirlo anche, è di 35 euro, viaggio e pranzo al sacco per mezzogiorno e sera. I biglietti per andare a Torino? Di buon mattino alle 7. Per andare a Torino che gioca alle 20:45? Perché vogliamo fare, sai, vogliamo tornare un po' indietro nel tempo, fare la gita, una gita. Esatto. Una volta quando facevamo le trasferte, tu lo sai benissimo perché c'eri, facevamo queste trasferte, ma era anche un'occasione di aggregare le persone, era quasi una gita e dopo tutti venivano dalla partita ovviamente. Vogliamo cercare di ritornare un po' a quei la gente partecipa. Stefano Marchetti, anche a Cittadella quest'anno oltre 1600 abbonati, ha un gruppo di tifosi che comincia a avvicinarsi alla squadra, comincia a diventare fedelissimo. Ormai Cittadella non sarà ovviamente come Paolo, però anche nel piccolo Cittadella comincia ad avere una bella storia nella tifoseria. Sicuramente, intanto sono 1.700 gli abbonati. 1.700, ci sono detto oltre 1.600. Quindi siamo orgogliosi di questo perché per noi è un obiettivo, era un obiettivo importante, l'abbiamo raggiunto, la gente si sta avvicinando, si sta divertendo, per la realtà qui siamo penso sia una cosa importantissima. Anzi, faccio i complimenti proprio ai tifosi perché mai come quest'anno ci sono vicini e cercheremo in tutti i modi di ripagarli con un buon campionato. È una dimostrazione, Stefano, Fulvio, che per fare la tifoseria ci vuole il tempo, ci vuole la storia, ci vogliono tante cose, perché la gente a Cittadella erano già andati in B tanti anni fa, nel 2000, però in quel periodo la squadra... Ma sai, bisogna partire da un presupposto, che Cittadella storicamente è sempre stato una squadra di provincia. Quanti abitanti fa Cittadella? Attorno ai 20.000. 15-20.000, perciò prendere 1.700 abbonati, credo che se lo rapportiamo agli abitanti di Padova, con gli abbonati che ci sono a Padova, vincono 10-0 contro di noi. Però è chiaro che essendo abituati, appunto, come dicevo prima, con un discorso di campanilismo e di fiera del paese, adesso le cose sono cambiate, anche la gente che abita nei paesi lì vicino si sono affezionati alla squadra e sicuramente danno una mano a livello numerico. Certo è che è un gran numero, secondo me, cioè, non me lo sarei mai aspettato, in considerazione anche Padova, quanti? 4.000?
4.000 abbonati, cioè, hanno fatto la metà dei nostri abbonamenti e noi siamo abbiamo 200.000 persone. Allo stesso metro, ragionando allo stesso modo, considerando che Padova città, la provincia sono 800.000 abitanti, la città ha 215.000 abitanti, Padova dovrebbe avere 21.000 abbonati se ragionassimo con le proporzioni di Cittadella. Questo fa capire quanto pesa questo numero. Siccome non è tra l'altro una piazza Cittadella che si è costruita dopo. No, appunto, questo sottolinea perché appunto è il 10% degli abitanti, quindi è una piazza Cittadella che si sta costruendo, cioè il tifoso del Cittadella fino a 10 anni fa era il tifoso del Padova, del Vicenza, che simpatizzava per la squadra del proprio paese, ma non si poneva la questione che arrivasse addirittura a competere con le squadre per cui faceva il tifo, per cui è una cosa anche da costruire piano piano, e poi i risultati, il lavoro, la serietà della società ha convinto anche le persone un po' più scettiche o comunque che guardavano oltre a capire che sotto casa avevano una bella realtà da seguire e non può che farci piacere questo. Certo. Secondo me è un aspetto che non è stato bene magari messo a fuoco. A Padova manca la città, gli spettatori di città, perché noi lo possiamo dire sia come adesione dei club che come abbonati. Ci sono molto più spettatori, molto più tifosi nella provincia che non nella città, proprio come cittadini padovani, insomma, del comune di Padova. Purtroppo mancano, secondo me, questi. Raddoppio dell'Ancona contro l'Empoli. Ancona che sabato prossimo viene alle Euganeo. Padova adesso ha 2 partite in casa di fila, Piacenza e poi Ancona. Stai dicendo, Giorgio Ferretti? No, niente, che è una cosa un po' strana, appunto, che i padovani, diciamo, siamo tutti padovani per l'amor di Dio, ma quelli del comune di Padova in rapporto alla provincia, anche se sono molti di più, secondo me dovrebbero esserci... Cos'è cambiato da Stefano Marchetti su quelli del Cittadella, che quest'anno hanno aderito? Guarda, noi abbiamo fatto un titolo, l'abbiamo fatto sul Padova, prima l'abbiamo visto, abbiamo detto per noi Cittadella quest'anno è più difficile senza Meggiorini e Iori, è vero o è falsato questo titolo secondo te, Stefano Marchetti? Chiaro che può essere vero, però non dobbiamo mai fare riferimento a queste cose qui, noi dobbiamo valorizzare i giocatori, quando è il momento lasciarli andare, venderli. Questo è giusto, però diventa più difficile senza due... È chiaro che può diventare più difficile, però cioè, io personalmente non mi sono mai posto questo problema, nel senso che so che è così, devo cercare con le risorse che ho, con quello che ho a disposizione, di cercare di fare il meglio possibile, pensando che quando è arrivato Meggiorini e quando è arrivato Iori hanno fatto la stessa trafila, lo stesso viaggio che hanno fatto gli Ardemagni o i Dalla Bona o chi per essi. Quindi Cittadella è una società che lavora così, che dà delle chance, delle opportunità a ragazzi magari che hanno giocato in categorie inferiori di poter avere la grande opportunità. Questo giochiamo molto anche sotto l'aspetto psicologico, perché è una grande carica, una grande opportunità, quindi sanno che se la giocano e cercano di dare il massimo. Tutto giusto, Fulvio? Sì, loro hanno scelto questa politica che io condivido in pieno, anche per i tempi che corrono è giusto così, oltretutto hanno sempre avuto la bravura e anche un pizzico di fortuna nel saper scegliere gli eventuali sostituti di quelli che andavano via l'anno prima, perciò hanno sempre pescato bene, diciamo, e io penso che anche quest'anno con Curiale, Dalla Bona e Pettinari hanno scelto ancora bene, ci vuole il suo tempo, la categoria... Aggiungiamoci Junco. Ma sì, ma sai, Junco non è tanto una scommessa, è quasi una certezza rispetto ai Curiale, ai Pettinari, cioè lì sono andati un po' più sul sicuro, però io sono estremamente fiducioso, questi ragazzi qua hanno l'ambiente giusto, possono permettersi di sbagliare, cosa che magari in un'altra piazza non avrebbero sicuramente il tempo di farlo, qua hanno tutto il tempo che vogliono, il campionato di B poi è lunghissimo, la piazza è tranquilla, la società ha fatto questa scelta, è conscia del fatto che possono anche sbagliare sti ragazzi, l'hanno già messo in preventivo, io credo che come politica
oltre al fatto che appunto la condivido, sia anche quella giusta e quella più giusta, ma ti dirò di più, stavo valorando ancora di più che oltre alla realtà di Cittadella, che magari è una piccola realtà nel calcio italiano, dovrebbero pensare di farlo anche altre società invece di fallire in modo ignobile come succede ogni anno. Poi non dimentichiamoci una cosa, quest'anno si parla giustamente dell'assenza di Meggiorini e di Iori, del fatto che bisogna sostituirli, ma l'anno scorso a quest'epoca fino a Natale si è sempre parlato di Coralli che mancava, come coprirlo, come sostituirlo, e poi abbiamo visto cosa ha fatto Meggiorini. Ma è sempre così. Per cui alla fine ogni anno sembra che ci siano dei vuoti incolmabili e oggettivamente sono giocatori importanti quelli che sono andati via, ma vedo che poi l'anno dopo il problema si pone per un altro, vuol dire che è già stato dimenticato quel buco, diciamo, lasciato sul piano tecnico, ma con quelli che sono i vantaggi economici anche di una situazione del genere. Ma la prima cosa che bisogna stare attenti è proprio l'aspetto economico. La società deve vivere, deve andare avanti, deve essere sempre precisa e mai andare in difficoltà. Questo, coi tempi che corrono, penso sia il primo aspetto a cui si deve guardare, perché come diceva giustamente Fulvio, di società che sono fallite ce ne sono tante. Forse perché magari non sono stati attenti magari a questo aspetto qui, calcolando solo l'aspetto tecnico e l'aspetto della piazza. Invece bisogna far quadrare i conti, bisogna far tornare sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto economico. Ecco, in virtù di quello che stai dicendo, Stefano Marchetti, Andrea... Volevo dire un'altra cosa, scusami Giorgio, loro oltre a far quadrare i conti sono anche bravi, lui in prima persona, sono anche bravi a scoprire dei ragazzi che non hanno mai calcato questi livelli e di portarli a livelli alti, vedi Meggiorini e vedi Iori quest'anno, o il Coralli l'anno scorso, perciò bisogna anche dire che oltre a un'imposizione dovuta all'idea societaria c'è anche la bravura nel sapere andare a cogliere le occasioni nei campionati minori. Certo, anche se bisogna essere, perché dopo tutti i complimenti bisogna anche dirli, però bisogna anche dire che Stefano magari a Cittadella può sbagliare qualche acquisto e non è Padova dove magari subirebbe una critica in più. Sì, però se tu fai, se tu fai 3 acquisti mirati e non 10, credo che sia la cosa, come è successo a Padova negli ultimi anni, che andavano a prendere a destra e manca perché chiamava questo, chiamava quell'altro. Cioè noi abbiamo, adesso non farmi parlare male del Padova che non è il caso. Male, no, ma voglio dire, mi fai tirare fuori dei discorsi che per anni siamo andati avanti a fare una campagna allucinante, dopo finisco, allucinante senza una programmazione. Adesso sono un paio d'anni che si stanno facendo le cose come Dio comanda e i risultati, di Rifo dirà, stanno arrivando. Loro lo fanno di prassi, come è sistematico. Sì, ma guarda che ogni anno, scusami, il Padova ha cambiato tanto, anche l'anno scorso e anche quest'anno. Cioè non è che hanno fatto una programmazione e hanno tenuto la base per la squadra. Ma non ha importanza il numero di giocatori in sé. Sto dicendo, anche quello è importante, ma qui non c'era mai stata una società degna di questo nome. Cambiavano allenatori 2 all'anno, direttori sportivi ogni 6 mesi, cioè non c'era mai stata una programmazione. Dall'anno scorso c'è stata una programmazione, un certo viatico da seguire e fatalità, abbiamo vinto il campionato. Sarà un caso, abbiamo avuto parecchia fortuna, siamo stati bravi, possiamo dirne di tutti i colori. Fatto sta che da quando c'è un'impostazione di base poi secondo me si sbaglia anche meno, oppure puoi sbagliare ma quantomeno hai fatto le cose come dovevano essere fatte. Non è che Marchetti non sbaglia mai, sbaglia anche lui, però fa le cose come devono essere fatte. Dopo io dico il pallone è rotondo, c'è l'imponderabile. Sulle qualità di Stefano sono d'accordo con te, però voglio aggiungere, io non ho parlato del Padova, che Stefano Marchetti a Cittadella ha sbagliato l'anno scorso qualche acquisto sicuramente, vedi Ganci, vedi qualcun altro, però non ha subito le critiche che molto probabilmente avrebbe subito se fosse stato a Padova. Scusami, finisco. Sì. E questo ti voglio dire, Fulvio. Sì, però dipende dal campionato che vai a fare. Se tu, il Cittadella era in Serie B, ha fatto un campionato per salvarsi e si è salvato
per carità con un po' di fatica, un po' di patema d'animo, però è riuscito nell'intento. Il Padova doveva vincere, tu sai che quando bisogna vincere, se sbagli, facendo anche le cose al contrario di come devono essere fatte, se poi la piazza non è sicuramente quella di Cittadella, sono d'accordo con te. Sì, però attenzione, Stefano Marchetti, fammi aggiungere una cosa su Stefano. È vero che se sbaglia Cittadella subisce meno critiche, però se sbagli i 3 acquisti principali a Cittadella, critiche e non critiche, i risultati non vengono. Cioè, le scelte le deve azzeccare comunque, perché la critica è solo un aspetto, il problema è il risultato. Io ricordo, c'eri tu Stefano, correggimi, l'anno della retrocessione dalla B alla C del Cittadella, c'era Ezio Grere, allenatore, correggi, non vorrei dire stupidità, chi era il direttore sportivo? Dalla C alla B. Era Seber. Io credo che in quell'anno lì, dalla B alla C, scusami Fulvio, quell'anno che il Cittadella è retrocesso dalla B alla C, non abbia subito le critiche che molto probabilmente sarebbero successe qui a Padova. Questo voglio dirvi, cioè hai ragione Andrea Miola di dire questo, però è anche vero che a Cittadella c'è tutt'altra pressione che molto probabilmente ci sarebbe a Padova. Le critiche si vivono le cose con meno pressione, va bene, se parliamo di pressione degli partendo da questo presupposto io dico che è più facile lavorare, con il Chievo, vedi dopo la retrocessione subito promosso in Serie A, che a Messina dove la società è fallita perché non è stata promossa in Serie A. Cioè voglio dirti, ci sono piazze che ci sono hanno difficoltà diverse, perché comunque a Cittadella devi anche motivare i giocatori in certi casi, certo. Ci sono ostacoli e cose differenti. Sono d'accordo, è vero che una retrocessione a Cittadella viene vista meno come un dramma rispetto a Padova, però non a caso Padova, proprio perché viveva come un dramma alla C, c'è stato 11 anni. Forse se si capisce un po' la realtà giusta e qual è la dimensione di una società. Infatti questo è un problema che dopo magari ne parliamo, bisogna parlare sulla Serie B. Certo, non è perché adesso l'errore che potrebbero fare il Padova, giusto per se possiamo fare un aggancio, è che dopo 10 anni in cui questa Serie C era un incubo, ogni partita se non la vincevi si scatenava il mondo, ricordiamoci che siamo in Serie B, che in Serie B non hai più quell'ansia di vincere, perché la Serie B ha una dimensione che nella storia del Padova è abbondante, e quindi bisogna stare attenti che questi risultati positivi non creino eccessive aspettative, che ci si ritrovi in Serie B quella situazione. Ma danno un po' di entusiasmo. Bisogna dare entusiasmo, ma bisogna anche avere la maturità e l'attenzione nel tenere l'equilibrio e il giudizio. Siamo tutti contenti se i risultati sono positivi. Io credo che l'obiettivo del Padova, come quello dell'anno scorso del Cittadella, anche se il Padova è una squadra perlomeno sulla carta competitiva, è di raggiungere la salvezza il primo anno. Stefano Marchetti credo una neopromossa, poi se c'è l'entusiasmo arrivano i miracoli che sono già successi, vedi l'Udinese tanti anni fa, l'Empoli, non ricordo, squadre che dalla C sono andate direttamente in A, ben venga, però l'obiettivo è la salvezza il primo anno in questa categoria. Però io non trovo giusto, adesso non so cosa ne pensa Stefano, io non trovo giusto che le 3 retrocesse della Serie A abbiano un paracadute, partono con 7-8 milioni di euro in più di una squadra che magari è arrivata a quarta o quinta, si è svenata e non è riuscita ad andare su e si ritrova a competere contro 3 società che vengono giù, che già in rosa hanno dei giocatori che hanno appena terminato una periodo di Serie A, oltretutto hanno un paracadute di 7-8 milioni di euro. Questo qua, a mio modo di vedere, non so cosa ne pensi tu. No, io credo che sia incredibile, se noi calcoliamo quello che può spendere la Regina o può spendere il Torino, queste squadre qui, non c'è neanche paragone, non c'è neanche da discutere. Tu devi calcolare che quelle che sono venute in B devono dare 700.000 euro alla C per 3 anni, quindi sei penalizzato ancora di più, quindi non c'è neanche competizione, a livello economico. Scusami, non è per lanciare, però se una squadra di Serie A degli ingaggi da Serie A retrocede, per forza di cose deve mantenere i contratti che ha fatto, deve per forza avere un aiuto. Dico però, sono d'accordo con Fulvio, però aggiungo che nel caso in cui Fulvio o Stefano, la squadra che avete citato, cioè quelle che hanno il paracadute della Serie A, non dovessero raggiungere l'obiettivo, l'anno dopo rischiano il fallimento. Sì, però quando parti all'inizio e poi permettiti di prendere certi giocatori,
penso sia un attimino più facile. Sì, no, è vero, è d'accordo. Se tu vai a vedere le statistiche, sono sempre quelle, su 3, 2 tornano in Serie A quasi di diritto. Dai. È vero, no, assolutamente vero. Può capitare, ecco, l'Empoli, l'annata storta, perché una serie di... Ma adesso cosa prende una squadra in Serie B? 1,5 milioni? 2,5, 2,4, quelle che sono state promosse. 2 milioni e qualcosa. Non è così, dimmi Stefano se corretto. Cioè loro prendono dalla Lega di Serie B 2 milioni e 400 mila euro mi sembra. Non so se dopo 700 le devono dare. Vabbè, ma 700 già li devono dare. Aspetta, sono compresi, 700 vengono scalati. vengono scalati. Dunque 1,7. 700 li devono dare a... No, non lo so, te lo chiedo perché non vorrei sbagliare a dare informazioni. Tu capisci che uno parte con 1,7 milioni, mentre le altre partono con 7-8 milioni. Come dire, facciamo una gara di automobilismo e diamo la 500 a una e la Ferrari l'altra. Sì, però al di là dei numeri c'è una disparità di valori enorme, quindi però... per noi del Cittadella i valori sono sempre stati enormi, quindi non è per noi un problema. Insomma. Certo, vabbè. Abbiamo sempre ragionato con le idee più che con... Vabbè, però con i soldi in tasca credo che ti vengano parecchie idee. Soldi in pubblicità. No, sai cosa Fulvio? Che le idee riesci a realizzarle molto più facilmente. Appunto. È vero. Andiamo in pubblicità, allora Giorgio, adesso ti do un consiglio, durante la pubblicità dai qualche colpo a Ivano Ricci, digli che in trasmissione magari... Ma io ascolto volentieri quello che... Sì. No, perché che non è per renderti partecipe. Io non conosco tutti Dobbiamo fare qualcosa per te? No, sono molto d'accordo. Puoi chiamarmi tu la pubblicità? No, preferirei che la chiami Eleonora perché secondo me bisogna che valorizzi allora la facciamo così, la chiama, questo splendore di ragazza in russo o in polacco o in rumeno Antonia Mazzagatti, vai Antonia. Facciamo in ungherese, va bene? In ungherese, vai. Kedves nézőink, várjuk Önöket a reklám után. Non sa neanche lui cosa dice. Rieccoci allora, eccoli là i numeri Giorgio Ferretti, guardali subito, la regia te li ha messi in sovraimpressione. Per la trasferta di Torino dovete chiamare il 348 60 36 492 oppure il 339 62 41 052 e puoi raccontare tutto tu adesso Giorgio, altrimenti mi viene a dire non parlo. Ho visto passare... Hai dato qualche colpetto a Ivano Ricci per... Sì, ma io dico queste cose poi dopo lascio spazio a tutti. Volevo dire che ho visto passare dei messaggi che chiedevano se facciamo trasferte. Noi abbiamo intenzione di fare, dico quasi tutte, non tutte, perché magari quelle più disagevoli insomma non pensiamo di farle, ma ne faremo. Certamente abbiamo bisogno anche dell'adesione delle persone, della gente, e noi la buona volontà ce la mettiamo. Chiedono dove eravamo, se eravamo a Frosinone. Non c'eravamo a Frosinone, non possiamo essere dappertutto, non posso essere dappertutto, facciamo del nostro meglio e non dobbiamo rendere conto a nessuno. Eri in ferie? Ecco, allora... Ero in ferie, sì, io ero in ferie. Allora è giusto un po' di riposo. Vabbè, sì. No, io ho un bel colore, sei abbronzato. Grazie. Guarda Ivano Ricci che pallido, vabbè, gli unici abbronzati sei sempre tu e qua, Fulvio Simolini. Allora, Fulvio Simolini è abbronzato tutto l'anno. No, volevo più che altro sottolineare che ultimamente, dopo i club che sono nati 3, 4, 5 mesi fa, Luna Bianco-Scudata, Quadrilatero Bianco-Scudato, Ali Bianco-Scudate, ultimamente si sono costituiti dei club di recente e soprattutto questi club sono formati da persone dai 30-40 anni che mancavano, è quella fascia che a noi mancava. Ad esempio l'Elisir Bianco-Scudato, un bel nome, a me piace, l'Elisir Bianco-Scudato di Massimo di Roma, si chiama di Roma ma è un padovano, questo è. Orgoglio Bianco-Scudato di Alessandro Magagna, questo è di Bagnoli. Si è ricostituito il mitico Fosse dei Leoni che forse tu ricorderai che dava premiava dei giocatori. Stefano Macchetti giocava anche lui quando c'è la Fosse dei Leoni. Beh sì, ripristineranno anche... Te lo ricordi Stefano, te lo ricordi? Di Cadone che sì. Il club Fossa di Leoni di Cristiano Rombaldi, che poi ristruttureranno appunto il premio al miglior, secondo loro, giocatore, il già citato Lele Perizzaro di Farisato, e si stanno costituendo altri club, stanno lavorando per poterli fare a Maserà, alla Montà, a Massanzago, Este.
E questo devo quindi c'è un bel movimento. E questo devo dirti che è grazie anche alla tua trasmissione. Grazie. Sì, questo non lo dico Dici la verità o per non fianarmi? No, ecco, stavo dicendo, non è per fianarmi, non ho bisogno. Certo. È vero, perché magari mi vedono, allora mi contattano. Ti stava levando la parola, come gli hai detto grazie alla tua trasmissione ti ha lasciato andare. È come i giocatori quando si guardano in televisione dicono a me non interessa, però quando si guardano, si riguardano, vedono i gol. Guarda Fulvio pensa già di fare gol, sposta persino il tavolo, cioè è quando si rivedono fare gol. Bello, no? È sempre bello nel rivedersi, no Fulvietto? Nel rivedersi? Quando uno fa i gol, cioè, è bello giocare una partita secondo voi come una volta, lo chiedo a Stefano e a Fulvio che avete giocato ad alti livelli, o è meglio giocarla ora dove ti vede tutta Italia, in TV? Non è per un giocatore più gratificante giocare in questo momento rispetto a una volta? Beh, sicuramente più visibilità, soprattutto negli anticipi e posticipi c'è un sacco di gente che guarda. È gratificante in tutti i sensi, Fulvio, giocare adesso. Sicuramente è un altro palcoscenico, è un'altra vetrina sicuramente. Stefano Marchetti, d'accordo? Sì, sicuramente. Penso che per un giocatore sia importante la cornice di pubblico che c'è allo stadio, che forse una volta non era da meno, ecco. Magari gli stadi sono un po' più vuoti, però c'è questa possibilità della TV che insomma ti gratifica e ed è bello rivedersi. Vabbè, allora andiamo a vedere il blog che è stato inaugurato proprio ieri, dunque voi da casa potete entrarci, ovviamente se avete il computer, se avete internet, potete entrarci, potete sicuramente interagire con noi, potete mandare, dovete iscrivervi, eccolo qui c'è tutto, vedete Ammazzagati, la radiocronaca di Ammazzagati, potete collegarvi in questo blog e ascolterete anche la radiocronaca di Ammazzagati, l'opinione di Fulvio Simonini, di Ivano Ricci, di tutti gli ospiti che vengono, potete iscrivervi e potete anche ovviamente dire la vostra e potete fare anche delle domande e ci sono tutte le trasmissioni, attualmente quelle del lunedì e cercheremo di mettere anche quelle della domenica, ecco lì, cliccate e potete vedere tutte le trasmissioni, l'importante che col computer scrivete telechiara.net/calcioinchiaro oppure andate su Facebook Calcio in Chiaro Padova e entrate in questo blog che è fatto molto bene, lo dico non l'ho fatto io perché l'ha fatto e potete interagire con noi e fare tutte le domande che volete a Fulvio Simonini, a Ivano Ricci, a Antonio Mazzagatti, ascoltare la radiocronaca del Cittadella, le classifiche, il mercato, tutte le notizie in tempo reale, davvero c'è tutto in tempo reale. Volevi dire qualcosa? Antonio, volevo fare le domande a Fulvio Simonini, ma quando rispondo poi? Quando le abbiamo fatte te le daremo. le domande a Fulvio Simonini, Se arrivano domande a Fulvio Simonini noi te le daremo e ti risponderemo. Dopo gli facciamo un processo, non le domande a Fulvio. Siccome è stato inaugurato, ho detto ieri, no, perché non sei stato attento, vero? No, sono stato attento, ma siccome hai detto che sono là che fanno le domande a me, io... No, se fanno le domande poi te le gireremo e tu ci darai la risposta ovviamente, no? Siccome è stato inaugurato ieri, il sito è stato aperto ieri, oggi lo stiamo pubblicizzando e dunque è questione di un giorno. Non penso che oggi siano una domanda. Ma stasera possiamo fargli alle Fulvio delle domande? Certo che puoi fare Fulvio, però prima delle domande io direi di tenere un po' di ritmo in questa trasmissione piuttosto perché se fanno una domanda a me ci si addormenta. Ecco lì, telechiara.net/. Sei sicuro Giorgio? Tu sai dove ha giocato Fulvio oltre che a Padova? Ma quasi tutte le so. Una più o delle meno, squadre che ha giocato Piacenza, esatto. Dove è andato a vincere, io lo ricordo tutte le volte, è andato a vincere a Cosenza 1-0 e ha permesso a Piacenza di andare in Serie A e il Padova rimanere lì. Lasciamo stare che se no gli metto le mani addosso già adesso. Lasciamo stare quella partita. Mi invita sempre. È nostro opinionista. Il doppio ex di turno. Finché vuole venire è nostro opinionista fisso. Gli mettiamo le mani addosso. Va bene, io stavo dicendo, davvero, siccome Ivano Ricci ha già preso. Cosa c'entra? È già in fase REM. Facciamo la moviola di Ivano Ricci. Perché siccome sto prendendo allora la moviola tira vivi perché ha molte chicche da farci vedere, va bene? La moviola di Ivano Ricci. Va bene, mi alzo. Certo. Che miseria. Bene, allora andiamo a vedere. Il sorriso è già di più, hai visto Stefano? Scusa, delle volte basta poco nella vita. Devo mantenere il personaggio perché sennò, anche perché sto in piedi adesso è diverso.
Prima lì stavo anche un po' stretto, sai, Vabbè, dai, andiamo subito a vedere due episodi su Vicenza Ascoli, la partita 2-2, arbitro il signor Tozzi di Ostia. Vediamo il calcio di rigore concesso al Vicenza, il giocatore atterrato era Sgrigna, e possiamo anche, questo è il rigore battuto, possiamo anche ritornare un attimo indietro. Mi sembra che il rigore sia nettissimo, penso che non ci siano a prima vista dei dubbi su, ecco, lo possiamo vedere un po' a rallentatore, il difensore entra proprio completamente sulla gamba destra di Sgrigna e penso che sia netto, giusto qua, quindi possiamo, se nessuno obietta, credo che, ecco, esatto. Però c'era il rigore forse prima, non l'hai messo quello forse prima? No, non l'ho messo perché non era rigore, no, ma non era neanche un fallo, cioè è cascato proprio. Scusi se l'ho detto questo. No, abbiamo messo soltanto due episodi, poi invece volevamo far vedere il pareggio dell'Ascoli proprio negli ultimi minuti. Vedete qui Amoroso, scusate, tira e la papera di Fortin. Diciamo che sabato è stata un pochino la saga dei portieri, cioè delle papere dei portieri, perché la possiamo rivedere un attimo molto velocemente. Simone, vedete qua Fortin, peccato perché a pochi minuti dalla fine il Vicenza poteva mantenere il 2-1, entra Lupoli e Fulvio Simonini prendono gol così al 90esimo. Guarda, io a scusante di Fortin, sì, è una mezza patara, però passa sotto le gambe, perché passa tra le gambe del difensore, probabilmente 99 su 100 lui non la vede partire, era talmente breve la distanza che sono stati 4-5 metri. C'è stato anche un rimbalzo. Possiamo anche rivedere un attimo, ecco Simone, ecco, tu guardi lì al limite dell'area. Sì, è vero che non la vede, però insomma dai, guarda come se entra gambe aperte. Guarda il rimbalzo come è irregolare. Cioè sì, ma non deve parlare così un portiere. Però io credo, però una volta mettevano giù un ginocchio per evitare queste cose. Io credo che qui gran parte della colpa al portiere, sì, però gli sfugge dalle mani anche, vedi che gli sfugge dalle mani, lui va lì per prenderla. Credo che abbia, se avessimo qua un portiere ce lo potrebbe dire, credo che abbia una posizione proprio del corpo sbagliata il portiere in quell'occasione. Secondo me non se l'aspettava. Quindi non ha responsabilità? No, ha la sua responsabilità, però se fosse un mio compagno mi sarei un po' arrabbiato sicuramente, però guardandolo alla moviola in televisione, seduto qua in poltrona, obiettivamente qualche scusante ce l'ha. Secondo voi, Antonio, ha delle responsabilità il portiere? Beh, chiaramente ce l'ha, adesso io non me ne intendo, però visto da questa angolatura qua, insomma, mi pare che ci abbia messo di suo, ecco, poi poverino, per carità, io non sono tifoso del Vicenza, quindi non succede di essere tifoso. No, nel senso che ma non voglio dire che l'ho visto adesso, ecco, io non avevo neanche visto queste immagini. Possiamo anche rivederlo, Simone, magari così dopo vediamo per l'ultima volta, in modo tale che possiamo dare, ma comunque credo che un po' di colpa è il portiere. Ecco, rivediamo nuovamente Amoroso, tira, passa sotto le gambe del difensore. Io credo però che la posizione del portiere Fulvio non sia proprio delle più perfette. No, ma lui ha le sue responsabilità, però c'ha anche la scusante che era completamente coperto dal... Cosa c'è, Simone? È stato deviato dal difensore il pallone. Anche secondo me, dalla coscia. Dall'interno coscia può essere. E in più è un rimbalzo anche che, se notate, invece che alzarsi la palla continua ad andare rasente il terreno di gioco. Oltretutto, per carità, la pari distinta in quel caso, non per la posizione precisa, l'errore l'ha fatto, però non è così grave come poteva sembrare in prima battuta, così vista dal vivo. Bene, abbiamo chiuso col Vicenza, passiamo a Cittadella Grosseto. L'arbitro è il signor Baraccani di Firenze. Vediamo subito al 20esimo, Junco atterrato, la punizione giusta perché viene proprio agganciato da dietro da un giocatore del Grosseto. Qui viene battuta una punizione, ecco, qui possiamo vedere proprio che è agganciato da dietro, poteva anche starci un cartellino perché intervento da dietro potrebbe chiamare anche un cartellino giallo, cosa che non viene fatta. Dalla punizione, palo del Cittadella.
qua sfortunato perché una gran punizione, il portiere forse sfiora e la palla va a finire sul palo. Stefano, un po' sfortunato. Sì, poi sulla respinta c'è Jungo che arriva in scivolata e non riesce, a buttarla dentro. Passiamo invece al 31esimo del primo tempo, dove anche in sala stampa Foscarini ha molto criticato questo, diciamo criticato nel senso criticato i suoi giocatori per il gol preso. Vediamo che al 31esimo da questo fallo, che ovviamente anche qui penso indiscutibile come fallo, viene battuta la punizione, svetta Piniglia, compie un miracolo il portiere Villanova e la palla va in calcio d'angolo e vediamo, ecco, dal calcio d'angolo nuovamente Piniglia, nuovamente quasi nella stessa posizione, insacca, e qui Foscarini in sala stampa nelle interviste si è un po' arrabbiato perché dice: siamo stati poco attenti, abbiamo preso un colpo di testa 2 secondi prima, 2 secondi dopo riprendiamo lo stesso colpo di testa e ci infilano la palla in rete. Giusto Stefano? Sì, gran colpo di testa, per l'amor del cielo. No, è un gran colpo di testa, però se tu vai a guardare colpisce da solo, questo vuol dire che c'è un errore manuale. No, abbiamo perso sui blocchi. Possiamo rivederlo, Simone, se è possibile. Eccolo qua. In area addirittura in mezzo a 3 giocatori vostri. Poi volevo chiedere ai giocatori. Ne parlavamo proprio oggi, cioè il difensore bravo, cioè se marca un giocatore come Pinilla che sicuramente fisicamente ti sovrasta perché ha un fisico importante, cioè non è importante che la prendi tu la palla, è importante che non la prenda lui. Esatto. Quindi io dicevo anche oggi ai difensori, io ho giocato con dei difensori piccoli che non erano sicuramente degli armadi, però l'attaccante che marcavano non la prendeva mai. Quello è il concetto principale. Poi se sei forte di testa la vai a prendere, altrimenti l'importante è che non la prenda la punta. Infatti comunque lui effettivamente fisicamente credo sia veramente molto forte perché salta molto bene di testa, perché ragione addirittura sembra che salta mezzo metro più alto di tutti, ma la prima volta che la seconda volta, in tutti e 2 i colpi di testa. Ma ha ragione in più, siccome non puoi competere cerca di non fargliela. Assolutamente. Basta andargli addosso un secondo. Assolutamente. Vediamo delle scene raccapriccianti in area di rigore con trattenute, esatto, eccetera eccetera, cioè, voglio dire. Ma infatti proprio su questo Foscarini si è molto arrabbiato, appunto. Ma la posizione precedente, lo volevo chiedere agli ex giocatori, si poteva risparmiare, no? Quel fallo da cui è scaturito, il giocatore stava rientrando? Sì, possiamo perché anche tutto nasce da lì. Simone, c'era bisogno di fare quel fallo. No, anche perché noi sapevamo una cosa: primo che Carobbio calcia le punizioni molto bene, quindi bisogna evitare in certe zone del campo di certi falli. E poi la cosa che temavamo è che fisicamente ci sovrastavano. È un po' ingenuo, però sai, a metà campo vai a pensare. Sì, ragazzi, è arrivato il cross, la punizione, esatto, insomma, è un fallo a metà campo. A monte si parte da lì, però. Solo che questo qui salta proprio mezzo metro più alto di tutti. Anche perché l'ha detto Stefano, aveva avuto i giocatori indicazioni di evitare le punizioni di Carobbio. Bene, andiamo avanti, vediamo al quinto del secondo tempo. Ardemagni protesta per un suo atterramento in area, vediamo bene, eccolo qua, però più che atterramento sembra che inciampi. E che quindi lui possiamo rivederlo avanti della palla, si è un po' incespicato, dà la sensazione che guardandolo bene il difensore del Grosseto non sembra dalle immagini. No, per me con la gamba destra. Lui giurava che l'ha toccato, perché lui è davanti alla porta qua. Sì, cioè da solo. Però la gamba sinistra sulla destra dà la sensazione che raccontano qualche bugia, perché non c'è proprio per giustificarsi i giocatori qualche bugia la raccontano. È come ieri sera il giocatore della forse gli mette il piede, però tocca il piede. Purtroppo abbiamo soltanto questa immagine, dobbiamo cercare di poter valutare da questa immagine, però vedi nessuno protesta, neanche Ardemagni,
protesta, quindi è probabile che lui sia un po' incespicato. Ha dovuto Esatto, sembra che abbia incespicato. Passiamo al 17esimo sempre del secondo tempo, e qui forse poteva esserci anche qui magari un rigore, non per il Cittadella ma per il Grosseto, su questo intervento di Pesoli, che poi addirittura su questo intervento resta infortunato. Possiamo rivedere un attimo l'entrata di Pesoli dice di no. Su Piniglia, sempre così distinto, mi sembra che va sulla palla, rivedere in modo tale di questa è la ripresa larga, adesso la rivediamo un pochino più stretta. Eccola qua. di sacco Giorgio Nascio. Eccola qua. Qua Pesoli entra, insomma. Se tu guardi sposta la palla. Sì, però è un'entrata, però diciamo che potrebbe essere discutibile, diciamo, perché è vero che colpisce per primo la palla, però... prende la palla, però ha avuto la fortuna che la palla è andata verso il portiere. Ho visto dar dei rigori così, forse anche peggio, però effettivamente ha preso la palla. È stato molto bravo l'arbitro a cogliere. Basta guardare quello di ieri sera al Genoa. Bravo. Era difficile da vedere. Guarda, io sono stufo di questi arbitri qua, perché sono 5-6 anni che lo dico qua, anche quando c'è Mariano, che lui li difende sempre. Abbiamo la classe arbitrale più scarsa del mondo, perché non si può arbitrare così. Bene, dovrebbero farli retrocedere, come retrocede la squadra e come retrocede un giocatore se non è... Io ho fatto 1 anno e mezzo in Serie A e ho giocato 10 anni in B, vuol dire che non ero un buon giocatore di A, perciò giocavo in B. Ma possibile che questi arbitri qua non sanno arbitrare e continuano a stare in Serie A? Ma perché non lanciamo una proposta in C e anche in D e anche a casa dopo? E allora da questa trasmissione potremmo lanciare la tessera dell'arbitro. Ma dovrebbero la tessera del tifoso, fanno anche la tessera dell'arbitro. Non è possibile. Ne ha combinati di tutti i colori, tra le espulsioni, i rigori dati e non dati, ne ha fatti tutti. Chi era l'arbitro ieri? Baracani di Firenze. No, quello di Genoa-Napoli ieri sera. Non l'ho vista. Una roba scandalosa, dovrebbe dare la tessera a Collina di scusa, ho scherzato. Bene, dai, passiamo a Presso, vediamo in velocità la prossima azione, che è un pasticcio nella difesa del Cittadella, per passare poi a quella dopo. Questa qui insomma non era da commentare, l'abbiamo soltanto fatto vedere che c'è un po' un parapiglia, così il Cittadella riesce a salvarsi. Andiamo subito a quella dopo, dove vediamo invece che Ardemagni, molto molto bravo, riesce a recuperare una palla con grande caparbietà. Da qui scaturisce una punizione, sembra quasi come il gol del Grosseto, no? Una punizione quasi dalla 3/4, battuta in area, spunta Junco e il Cittadella. Vedi, chi di punizione inutile ferisce, punizioni inutili. Due punizioni decisive. In effetti sembravano proprio due azioni molto, molto simili. Statisticamente si vediamo, se segnato. Ecco qua, arriviamo alla fine, 46esimo, un brivido per il Cittadella, perché al 46esimo il Grosseto prende un palo e quindi si rischiava la beffa, diciamo, per il Cittadella. Se abbiamo l'immagine, eccola qua. Un gran palo su punizione del Grosseto, a tempo scaduto diventava una beffa e non ci voleva, quindi bene così, diciamo, per il nostro Cittadella. Andiamo in pubblicità dopo per il Padova, bene? Sì, perché per Padova c'è una chicca, ragazzi. C'è la chicca per il Padova? Sì, una chicca per... Allora, vediamo dopo la chicca, noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi, a tra poco. Durante la pubblicità Ivano Ricci ci ha un po' rintornati tutti dicendo che nella Moviola del Padova c'è una chicca. Andiamo a vedere la Moviola del Padova e vediamo che chicca c'ha da proporre. Sì, è una cosa simpatica, voglio dire. Ecco, già è simpatica. Comunque, è una chicca simpatica. Comunque, allora andiamo a vedere Padova-Frosinone, l'arbitro è Saccani di Mantova. Passiamo al primo tempo. Al 19esimo vediamo subito un'azione molto pericolosa del Frosinone. Ho fatto vedere questa azione, Giorgio, perché è un retropassaggio di Trevisan al portiere un pochino corto, ok? E diciamo abbiamo
così Agliardi è stato molto bravo ad anticipare. Siccome questa azione, la vedremo più avanti, si ripete anche nel secondo tempo, allora l'ho fatta vedere in modo tale da dire attenzione a questo tipo di... 31esimo, gol del Frosinone. Qui è interessante vedere Troianello che è stato veramente un furetto, poi Santoruvo basso e segna. Io credo che qua, a parte la fortunosa deviazione di Santoruvo, perché in telecronaca sembrava che Santoruvo appoggiasse la palla basso, invece secondo me cascando l'ha presa con la punta e fortunosamente gli è andata al giocatore del Frosinone. Se possiamo adesso rivederlo, qua appunto Troianello, vedete Faisca che contrasta Santoruvo sta per cascare e io non credo che faccia il passaggio indietro secondo te sì, Fulvio? No, se non la tocca era meglio. Esatto, è stato diciamo proprio veramente, sembrava, siccome dalla telecronaca sembrava che Santoruvo difendesse la palla e passasse al giocatore basso, invece è stato assolutamente una casualità, questa palla indietro. Per poco non gli leva la palla dai piedi. Esatto, è stata proprio una fatalità. E qui è scaturito diciamo il primo gol del Frosinone. Poi da questo gol abbiamo avuto 4-5 minuti di grande nervosismo del Padova. Il Padova ha avuto, c'è stato un momento, vedete, Cesar molto nervoso fa questo fallo, scaturisce così, vedete, un parapiglia, Cesar viene anche ammonito in questa occasione. 2 minuti più tardi immediatamente anche Ciani commette questo fallaccio, credo che venga ammonito anche in questo caso, però ho fatto vedere questa azione di Ciani perché mi sembra che l'albanese sia, ecco, ritorniamo, vedi che proprio entra un po' fumino, diciamo, l'albanese, anche a Reggio Calabria ha avuto un momento di reazione tirando la palla in faccia a Volpi, quindi attenzione a questi momenti di nervosismo. 39esimo, sempre del primo tempo, con il Frosinone in vantaggio, c'è un miracolo di Agliardi, e questo qui Agliardi veramente bravo che salva diciamo dal 2-0 il Frosinone, che sarebbe stato veramente andare a riposo con il risultato del 2-0 per Frosinone sarebbe stato drammatico. E anche in questo caso un'azione sulla destra d'attacco. Sì, è stato Troianello, ha fatto impazzire Renzetti, e qua appunto c'è da sottolineare la bravura di Sabatini nel capire determinate mosse tattiche, e nel secondo tempo non si entra neanche in campo, che credo non era passato neanche un minuto che Cuffa va via alla destra del campo, mette al centro Pegidai o Gidai? Gidai. Un altro chiedo a te, Gidai. Bene. Mette al centro Pegidai e anche qui un pochino, come abbiamo detto, in maniera fortuna di Gidai che c'è il 49 di piede e prende la palla, vero? E quindi la palla, diciamo, va in gol. Ha calciato col destro e gli è picchiato sulla punta dell'altro. Passiamo al quarto minuto, dove il discorso che facevamo prima, vedi? L'indecisione di Trevisan nuovamente, che protegge la palla, però anche qui secondo me bravo sempre Agliardi che riesce a... Ma lì bisogna vedere se il portiere l'ha chiamata e non usciva, o se è stata un'iniziativa di Trevisan che aspettava l'uscita del portiere, sì, ma infatti ho fatto io vedere... da difensore non aspetto mai, se mi chiama la palla la lascio, altrimenti spazzo via. Appunto, ma siccome ti ho fatto vedere questa proprio perché anche nel primo tempo c'è stata quella palla corta, no? Quindi per 2 volte, diciamo... Qui è un difetto di comunicazione proprio. Come? Qui è un difetto di comunicazione tra i due. Ecco, appunto, quindi l'abbiamo fatta vedere in modo tale che se qualcuno del calcio Vado ci sta vedendo, mette immediatamente... ma non lo sappiamo noi, come facciamo a saperlo seduti qua? Bisogna vedere cosa succede in campo. Trattate di capirsi se il portiere la chiama, allora gliela lasci prendere, o se non la chiama, cioè capirsi tra di loro. Però ecco, appunto, siccome per 2 volte, una volta al primo tempo, una volta al secondo tempo è successa questa cosa, pensavo era giusto farlo vedere. Al 20° del secondo tempo, qua per questa entrata
sinceramente Cesar viene graziato da un cartellino giallo perché poteva essere un cartellino rosso, il secondo giallo ovviamente, quindi espulsione. Qui fa un'entrata, stoppa completamente il giocatore del Frosinone, poteva starci il cartellino e qui l'arbitro Saccani ha graziato, credo, un pochino. Si è fermato, però non è che sia entrato, si è fermato. Sì, fa ostruzione, ma poteva starci, diciamo, c'è stato un rischio, ecco, diciamo. Poi passiamo al 21esimo subito dopo, il 21esimo, e qui c'è il rigore del Frosinone, una piccola ingenuità, forse l'unica sbavatura di Faisca, che ha fatto una grande partita salvando tutte le palle alte al centro dell'area padovana. Però ecco, vediamo il rigore battuto, che anche qui Agliardi c'era quasi arrivato con la punta delle mani, peccato. Possiamo rivedere un attimo il rigore, Simone, possiamo ritornare indietro e vediamo Faisca. No, il fallo. No, il fallo da rigore, possiamo andare un pochino più indietro e vediamo che appunto purtroppo Agliardi forse prendeva la palla, non serviva neanche, diciamo, questo fallo. Jefferson scappa via a Faisca, Faisca forse lo aggancia con un braccio, gli tira la maglietta. Che sensazione hai avuto dal campo Antonio Mazzagatti? Che fossero decisioni discutibili, tanto vero che, se non me lo diceva Stefano Edel, che era di fianco a me, io non capivo neanche, non avevo capito, anzi, per quale motivo fosse stato concesso il rigore. Quindi in sala stampa cosa ha detto Faisca? Ha detto che secondo lui non era rigore, l'ho confermato delle interviste, adesso noi ovviamente diamo per buona la sua versione e comunque... Ne ho parlato ieri, lui diceva che siccome seguiva la palla, in effetti sta guardando verso la cosa, per vedere se c'era il giocatore, lui dice aveva allargato il braccio. Poi il giocatore, come sempre, che è il giocatore che ha preso la mano, che è lui che ha tirato. Come poi sempre il giocatore... La TV non può dimostrare chi tira rispetto all'altro, diciamo che lui ha allargato il braccio, ma di rigori così ne dovrebbero fischiare 10 a partita, insomma. Anche secondo me non era rigore. Non era assolutamente rigore. No. Poi il giocatore poi si butta, chiaramente, quindi l'arbitro qui ci è cascato in pieno, diciamo così, che l'arbitro ci è cascato in pieno. Quindi non era rigore per tutti? No, secondo me non era rigore. Vogliamo rivederlo, ma credo che sia stato generoso, quantomeno generoso. Come dice Fulvio, dipende da come lo interpreti, però se fischi sto rigore poi ne devi fischiare altri 12. Anche per come in area molto spesso... Ma anche di peggio, sui calci d'angolo, sulle punizioni, sarebbero tutti rigori allora. Sulle punizioni laterali, cioè in mezzo là volano degli schiaffi che noi non ce lo immaginiamo neanche. Anche perché voi non ve lo immaginate. La caduta del giocatore sembra poi regolare. Esatto. Passiamo al 26esimo, al gol di Cuffa. Cuffa, bisogna dire che ha cambiato la partita del Padova, questa mossa azzeccata di mister Sabatini. Vedete qua l'appoggio, Cuffa, tiro di sinistro, e qui un pochino con la complicità del portiere del Frosinone diciamo, riusciamo a raggiungere questo pareggio meritatissimo. Però, scusami, non so se abbiamo l'inquadratura dal basso. Gli sbatte un po', no, se scusiamo Fortin del Vicenza, questo è da scusare anche questo. Terreno bagnato, la palla che rimbalza. Allora Fortin è a 3 metri dalla porta, c'è un uomo davanti e gli hanno deviato la palla. Ed rimbalza per terra. No, ma gli rimbalza per terra. Questo qui è un tiro minimo da 18 metri. Ma gli rimbalza davanti, 19. Ma ho capito, ma non ha nessuno davanti, era a mezzo metro dal palo, cioè un tiro che non era una bomba. Se per carità, dopo ha picchiato per terra, c'era il terreno bagnato, sarà anche schizzata, però, cioè ragazzi, eravamo in curva, il rigore è una papera del Faisca in Genoa e trattenuta evidente, vedi quelli che sono in curva ci mandano questi. Al 28esimo qua... Diciamo che il messaggio di chi sta guardando la Roma Viola ha detto noi dicevamo che era rigore. Quello lì diceva di no. No, non dico lui, ma sicuramente qualcuno diceva ecco siete i soliti guarda questo, che sono d'accordo, non era rigore, Forza Paolo, grande Vasco, c'è chi lo dice, chi no. Eravamo in curva, dice è il rigore sacrosanto, Faisca ingenuamente ha trattenuto l'avversario. E poi ecco, da quella parte c'erano i tifosi del Padova, esatto. Probabilmente quello che sta scrivendo era anche un tifoso del Padova. Sicuramente, ma nessuno i due ha detto per mano diciamo si sono presi, bisogna vedere chi dei due ti ha fatto. No, diciamo che è stato generoso, non è detto che Faisca non abbia preso. Io non ho detto che non ha allargato il braccio, che non l'ha probabilmente avrà anche trattenuto, però sono quei falli che
fate vedere le cose belle, penso che stiamo facendo vedere solo cose belle, non lo so io, ma sta chi il telespettatore che cosa sta guardando, comunque. Ha detto fate vedere anche le cose belle. Adesso arriviamo alla chicca, vediamo un errore qua di Saccani, che secondo me la munizione era sacrosanta su questo fallo su Renzetti, qua non viene fischiata neanche punizione, questo è fallo netto. Ma fammi vedere. Qui non viene fischiata neanche la punizione. Ma fallo di chi? Del giocatore del Frosinone. Per me l'ha fatto quello del palo. Ma c'è il braccio sul collo, ma il braccio sul collo l'ha fatto Renzetti il fallo, lo fa Renzetti il fallo, dai. Ma guarda il braccio al gomito sul collo di per me lo fa Renzetti il fallo, per me lo fa Renzetti il fallo. Ma come fa a far fallo Renzetti? Ti dico io, per me lo fa lui. Ritorniamo indietro, dopo indietro. Guarda come entra. Guarda te con la gamba tesa, cioè torni indietro il gomito sul collo. Ma dai, il prete va sulla palla. Se devo darti ragione ti ho ragione. No, non mi serve ragione, ognuno. Allora vai dietro ancora con l'immagine. Vai un attimo indietro quando fa l'entrata, se puoi rallentarla un po', Simone, per piacere. No, ma è possibile. A velocità normale che ci capiamo di più. Mica. Ma insomma è il giocatore del Padova che gli va addosso, dai, per me è fallo di Renzetti. Per voi Stefano Marchetti, per voi? Per me il fallo c'era. Ma per chi? Per il Padova? Per il Padova? Vabbè, per Stefano? No, è entrato sulla palla, poi si è difeso. La dinamica, cioè è come il rigore del Cittadella prima, cioè se tu prendi la palla, poi ti scontri, non è rigore. Come qua, lui è entrato sulla palla. Fra i due per me se fischia un fallo, lui si è difeso con il braccio perché Renzetti gli stava andando addosso, ma il giocatore, ma del prete ha preso la palla, è stato l'altro ad andargli addosso e lui si è difeso. Istintivamente. Se vai a farla rivedere, li affido a voi. Sono interpretazioni. Sì, certo. Passiamo al 35esimo, abbiamo finito Giorgio, passiamo al 35esimo, qui clamoroso Ciani. Clamoroso Ciani, vediamo questo. E questa è la chicca? No. L'ultima è la chicca. Clamoroso Ciani che si mangia un gol che non lo so, quindi anche Giorgio mangiava questo qua se giocasse Giorgio lo mangiava. È una cosa, vediamolo un'altra volta, poi basta, se no mi vengono le lacrime. Guarda che roba, guarda che roba, aiuto, se lo sogna di notte non dorme più, pazienza. Bene, al 43esimo passiamo velocemente, questo qua molto velocemente, quello che dicevamo prima, cioè al 43esimo in casa della prima in classifica la grande forza di Sabatini che sostituisce un attaccante per un altro attaccante, quindi non abbiamo paura ma andiamo in campo sempre a testa alta. E poi adesso udite la chicca. Allora, siamo al 49esimo al 48esimo, scusate, aveva dato 5 minuti di recupero, scusa, ritorniamo indietro perché probabilmente loro non l'hanno vista. Voi guardate Cotroneo cosa dice all'arbitro. Arriva, fischia, guarda, fischia, Saccani gli dà retta, si vede che era stanco perché Saccani gli dà retta, non passa neanche 30 ma un secondo e Saccani fischia alla fine con 20 secondi di anticipo. Grande Cotroneo. Questa era la chicca. Questa è bella, È vero, io ho preso il labiale con la mia telecamerina, non è facile prendere quella cosa lì. Hai fatto saltare i televisori vicino a te. Bene, mi è piaciuta la chicca. È entusiasmante, non so, sto siete rimasti basiti. Dopo la chicca siete rimasti basiti. Vabbè, allora noi andiamo in pubblicità, poi avremo l'intervista al sindaco di Padova Flavio Zannonato che ci racconta un po' quello che ha visto vicino per quanto riguarda la promozione del Padova, con Marcello Cestaro, con lo Stadio Gane, lo Stadio Appiani e la curva. A tra poco, rimanete con noi. Cosa c'è Antonio? Allora, volevo rispondere a 2 sms. Il primo per quanto riguarda i biglietti domani. Eccezionalmente, mi pare, confermami se sbaglio, oggi il direttore generale Sottovia, che era ospite della tua trasmissione, ha detto che visto l'orario insolito di inizio, ricordo la partita avrà inizio alle 18:30, il Calcio Padova ha ottenuto la possibilità di vendere i biglietti fino all'ultimo momento, quindi si possono acquistare anche poco prima di entrare dentro allo stadio. Naturalmente vale sempre però la prevendita con i soliti punti
Ticket One, mi pare che tra l'altro domani saranno aperti fino a mezzogiorno e mezza, quindi potete anche acquistarli domani mattina, oppure ripeto domani allo stadio fino a poco prima del fischio iniziale. La seconda domanda che riguardava la radiocronaca, un telespettatore ha detto di essersi sintonizzato su Easy Network sabato, di non aver sentito nulla all'infuori della musica. Probabilmente ha sbagliato frequenza, perché ricordiamo che Easy Network di frequenze ne ha 2-3, la radiocronaca va in onda sui 98,7, quindi mi raccomando, quando smanettate con la radiolina, con l'autoradio, quella che vi fa vedere anche il nome dell'emittente, se vedete scritto Easy Network assicuratevi di essere sintonizzati sulla frequenza giusta, perché se beccate, non so, gli 87,6 mi pare che ha un'altra frequenza, lì purtroppo la partita non va, quindi ecco, potrebbe essere utile anche per altre persone magari che hanno qualche problema di sintonizzazione. C'è da dire che se uno è in macchina, ecco, l'autoradio deve disinserire il Radio Data System, che è quel sistema per cui ti mette la frequenza più potente dell'emittente, per cui se uno magari è verso Treviso basta leva l'RDS. Bisogna eliminarlo, esatto, magari certe volte è inserito automaticamente, per cui siccome punta sulla frequenza più potente, magari non è su quella che fa la partita, e allora bisogna inserirla manualmente. Non c'è questo problema perché viene tolto direttamente dalla sede della partita di ieri, dunque non c'è bisogno Posso rispondere a un messaggio? di premere l'RDS perché è già tolto all'interno, e le partite, le radiocronache per regolamento della federazione, di chi le dà, devono essere irradiate nel territorio della città dove gioca la squadra, e a Treviso perché poi la frequenza esce, però non si potrebbe per assurdo mandare la radiocronaca del Padova. Andrea, non lo sapevi? No, ma è in linea con quello che dicevo io. Certo. Allora a posto, perché non mi guardavi, pensavo avessi qualche dubbio. No, va bene. No, volevo rispondere a un telespettatore che già 2 o 3 volte manda il messaggio, e devo dire che ha ragione, sì. Un tifoso della Vigontina che mi chiede se è vero che aveva fatto una doppietta a San Siro contro l'Inter, ed è vero. Vedi, basta nominarli e loro arrivano. Va bene, allora noi siamo stati settimana dal sindaco Flavio Zaronato e gli abbiamo fatto un'intervista, ovviamente non l'abbiamo messa per intero perché era molto lunga, però abbiamo cercato di capire cosa ne pensa appunto della promozione del Padova, cosa ne pensa dello stadio Ganeo, dello stadio Appiani, del rapporto con gli Ultras, e abbiamo fatto una piccola intervista e abbiamo raccolto quello che adesso voi andrete a sentire. Allora, siamo venuti a trovare il sindaco di Padova Flavio Zaronato, grazie di averci ricevuto, signor sindaco. Allora, siamo venuti per parlare di sport padovano, soprattutto di calcio. Iniziamo proprio a parlare del Padova. 11 anni che non andava in Serie B, il Padova ritorna in B e voi dell'amministrazione l'avete festeggiato la settimana scorsa. È una grande soddisfazione per una città, perché la squadra di calcio, la prima squadra di calcio, è un po' il simbolo sportivo di una città, ed era un peccato che una città importante come Padova avesse una squadra in Serie C. Ora finalmente siamo riusciti, grazie a Marcello Ciastaro che si è molto impegnato ed è stato molto generoso, ad andare in B, e stiamo sostenendo la squadra. Ecco, un presidente, signor sindaco, che è arrivato a Padova, era venuto per fare business, sicuramente lei aveva chiesto i centri commerciali, aveva chiesto dei terreni, sta di fatto che lei per una promessa fatta agli elettori non glieli ha dati, e lui però continua a rimanere a Padova. Lei ha più chiesto nulla da quel periodo ad ora per rimanere presidente del Padova, o lo fa ormai solo per hobby? No, io sono tornato ad essere sindaco della città che Ciastaro era già presidente del calcio Padova, e il Padova era in C, in Serie C1. Ho sentito più volte parlare di questi impegni della precedente amministrazione per fargli fare un centro commerciale, ma a dire la verità della questione non ho mai discusso in termini formali né col Presidente né con altri. Tenete presente che per fare un centro commerciale si attivano procedure trasparenti ed evidenza pubblica, per cui non si può dire lo faccio fare a te perché fai il presidente di una squadra di calcio, anche se sei generoso con questa squadra. Ci sono delle procedure, bisogna per esempio, se l'area è di proprietà pubblica, assegnarla attraverso una gara, e quando l'amministrazione
precedente alla mia ha deciso di fare il centro commerciale in prossimità dello stadio, erano ben 3 i raggruppamenti che si erano proposti per diventare promotori, questo è il termine tecnico, dell'iniziativa. Quindi impegni diretti, comuni, Cestaro non potevano essercene, perché l'impegno, quando il comune decide di fare un'iniziativa di questo tipo, deve ovviamente essere sottoposto a tutte le normative esistenti, quindi non poteva esserci un vincolo. Ma Padova cosa dà a questo presidente? Mettiamo a disposizione un enorme impianto sportivo che è costato, credo, in euro 55 milioni di euro, 110 miliardi di vecchie lire, e che quindi è un impianto di straordinaria importanza. Otteniamo un canone d'affitto che è molto modesto per l'investimento fatto. Abbiamo dovuto realizzare lo stadio, realizzare tutta la parte a verde che è circostante, realizzare i parcheggi, realizzare la viabilità. La città di Padova. Sì, però in termini pratici il Presidente del Padova può sempre dire: beh, uno stadio ci vuole, io pago l'affitto e magari qualcosa di più avrei voluto avere. Ma l'affitto di 110 miliardi non è qualche così piccolo come mettiamo a disposizione, no? Ad ogni partita la nostra polizia municipale, c'è tutta un'attività. Adesso con le nuove misure di sicurezza volute dal Ministro degli Interni, tornelli e tutto il resto, abbiamo dovuto fare ulteriori investimenti. Lo Stadio Uganeo costruito male, ne parlano tutti male, i tifosi si arrabbiano perché dicono: possibile che a Padova, se c'è da fare un tornello, se c'è da fare qualche modifica allo Stadio Uganeo, non ci sono i soldi, e poi ti accorgi che lì vicino ti fanno un pala indoor. Ma di atletica a Padova se ne fa tanta, abbiamo moltissime attività di atletica leggera, si tratta della regina dello sport e si tratta di un'attività che va fortemente aiutata e sollecitata, perché non tutti amano il calcio, anche se il calcio è uno sport bellissimo, ma i tifosi di solito non praticano lo sport, è un pubblico che guarda, mentre noi dobbiamo favorire principalmente quei giovani delle scuole elementari, delle scuole medie superiori, che vogliono praticare l'attività sportiva. Capitolo Appiani, vogliamo spiegare una volta per tutte cosa verrà fatto? Rimane il campo Appiani con la vecchia tribuna e viene invece tolta la tribuna in calcestruzzo, che è stata in cemento, che è stata realizzata negli anni 60 e che non ha alcuna funzione, quindi resterà un campo per giocare a calcio nel cuore della città, a disposizione delle squadre sportive cittadine e dello stesso Calcio Padova, con la possibilità di un pubblico che si aggirerà sulle 2.000 o 3.000 persone. Rapporto, signor Sindaco di Padova, e la curva del Padova. La curva ha una stazione politica completamente opposta a quella del Sindaco. Un giorno o l'altro ci sarà un accordo. I cori contro il Sindaco allo stadio sono esclusivamente per lo stadio o è un problema politico? Lo sai, oppure perché il Sindaco non aiuta il Padova, così dicono. Ma guardi, intanto le persone che offendono, si ubriacano, sono maleducate, sono volgari, a me onestamente non interessano. A loro non ho chiesto il voto, sono quasi tutte fuori dalla città di Padova e non ho chiesto il voto. Non me l'hanno dato e non ho nessun obbligo con queste persone. Il mio obbligo è con quella gente che ama il calcio, vuole una bella squadra, è con Cestaro e la tifoseria sana della nostra città. Maleducati, volgari, gente che inneggia al razzismo, al nazismo, al fascismo, io non ho nulla da dirmi con queste persone. 14 anni fa più o meno, potrei sbagliarmi, 15, non ho la data esatta, e in un albergo di Galzignano, e hanno preso per festeggiare il Padova il signor Sindaco, e il signor Sindaco in quel periodo era Flavio Zannato, e l'hanno ributtato in piscina per festeggiare la promozione. Accadrà anche quest'anno?
Mi piacerebbe capire, intanto non mi hanno buttato ma mi sono tufato. Ecco. Un buttato diverso, No, ci sono le foto, c'è un tuffo carpiato, devo dire anche molto carino, e mi sono al tergesteo, si può anche dire, penso, eravamo. No, mi sono tuffato per festeggiare, se capita quest'anno, se andiamo in Serie A, faccio anche un tuffo con un salto mortale. Quando lo vedremo allo Stadio Garden? Padova? No, verrò a vedere qualche partita volentieri perché a me il calcio piace molto, lo seguo attraverso le TV, l'ho seguito praticamente tutte le partite, mi sono emozionato, mi sono sempre tenuto in contatto, lo ripeto, è un po' come il fenomeno che succede qui nelle piazze, le cose belle a volte sono rovinate da minoranze, maleducate, aggressive, arroganti, fastidiose. Noi dobbiamo isolare queste minoranze e tenersi la parte bella. Buon lavoro. Grazie. Vabbè, abbiamo sentito anche il pensiero di Fredo Giannonato sullo Stadio Appiani, Leogano, i tifosi, Marcello Cestaro, insomma staremo a vedere poi se l'unica cosa che gli ho chiesto che mi sarebbe piaciuta è che l'amministrazione, il Padova e i tifosi fossero un unico corpo per rendere ancora più forte la squadra padovana, però vedo che si va incontro davvero delle difficoltà, allora lì è meglio non intaccare questo argomento. Va bene, detto questo, ogni settimana noi andremo a intervistare ovviamente un personaggio inerente allo sport, inerente alla città, andremo anche dal sindaco di Cittadella, insomma cercheremo di capire in questa rubrica cosa pensano i personaggi e i tifosi, anche quelli simpatici, delle squadre di Padova e del Cittadella. Padova che domani gioca con il Piacenza. Allora andiamo a vedere la formazione, la potente informazione che noi abbiamo preparato, così da quello che abbiamo recepito. Andrea Miola, se ne sai qualcosa di più, casomai ci dai una mano anche tu. Partita importante con la qui Cogliardi in porta, dietro si gioca con i 4, Cesar a destra, Faisca Trevisan in mezzo, Renzetti a sinistra. Ecco, gli unici dubbi sono Cuffa che potrebbe giocare al posto di Bovo, poi Italiano Gidai, Rabito oppure Sonci al posto di Ciani Codinado. Tu hai qualche novità in merito? Perché l'allenatore, ricordiamo, non ha detto a nessuno la formazione. Sì, ha lasciato capire, non ho parlato io direttamente, ma il giornale c'è stato un contatto e diciamo che considerava lui come riferimento la formazione di sabato scorso con il ritorno di Rabito al posto di Lazzari e più probabile l'impiego di Soncin al fianco di Di Nardo. E secondo me cambia qualcosa anche nei 3 di centrocampo, perché uno forse più facile, forse Gidai, non lo so, e proprio nell'ottica delle 5 partite dei 15 giorni secondo me potrebbe trovare spazio o Cuffa o lo stesso Patrasco potrebbe trovare spazio. E poi un elemento importante da valutare sarà quello climatico, bisogna vedere domani cosa succede. Ma più la formazione qual è? Domani non piove. Rispetto a quella che abbiamo messo qual è? Soncin anziché Ciani. E per il resto è giusto e in teoria dovrebbero esserci Bovo, Italiano e Gidai, a sentire così le indicazioni del tecnico, però ribadisco, io sono convinto che dei 3 di centrocampo uno lo cambia, quindi può essere Cuffa che a giocare o anche lo stesso Patrasco, ma allora in quel caso fosse il posto di Gidai, però sono mie impressioni, mie previsioni non basate su elementi. Fulvio, tu sei d'accordo sulla formazione che si discute, poi sarà tutto da verificare. Andiamo a vedere le partite invece del Piacenza con il Brescia di sabato che è stato sconfitto in casa. Fulvio. Ma la formazione... No, tu che la conosci, se cambieresti, se riproponi quella che ha giocato a Frosinone, cosa faresti? Ma io credo che fino adesso il Padova ha fatto un bel campionato, ha sempre giocato quelli. Io lascerei così, dopo capisco che ci sono 5 partite in 15 giorni, ma quando uno sarà stanco lo lascerò fuori. Però poi sono situazioni che Sabatini è lì, perciò riesce... Ecco, per esempio a Frosinone lui ha messo dentro, ha tolto Rabito per mettere Lazzari, ha cercato una maniera diversa di affrontare il centrocampo del Frosinone. Può con la rosa un allenatore, anche se la squadra va bene, cercarla di migliorarla con degli innesti particolari per ogni partita? Beh, sicuramente se ha fatto giocare Lazzari al posto di Rabito è perché sulla carta gli poteva garantire qualcosa in più. Io parto sempre dal presupposto che l'allenatore non abbia voglia di farsi del male, se ha deciso così è perché in quel momento lì evidentemente vedeva Lazzari in condizioni migliori
di Rabito, ma poi io le formazioni non le discuto mai perché... no, beh, si fa per parlare. No, ho capito, però che giochi, adesso obiettivamente, che giochi Lazzari o Rabito, e se gioca Soncino o Ciani, cioè non è che cambi sostanzialmente un granché a livello tattico. Posso parlare se sta fuori Rabito e gioca un'altra punta, allora posso dire la mia, perché si cambia il modo di giocare e uno può pensarla in un altro modo, o quantomeno uno può entrare nell'ottica di discutere, ma se gioca uno o l'altro nello stesso ruolo, sinceramente non mi sento di entrare a dire niente. In questo caso sul discorso Rabito e Lazzari c'è da considerare che al Piacenza mancano i terzini sinistri di ruolo per questa partita, perché mi pare uno sia Calderoni che è convocato con l'Under 20, per cui devono mettere un destro a sinistra. Allora Rabito, che è uno che si muove tra le due linee ma che tende spesso ad andare sulla destra e quindi sulla sinistra difensiva loro, potrebbe fare male anche sulle fasce. Rispetto a Lazzari, Rabito però tende rientra più il giocatore col Piacenza, mi sfugge il nome. Guzman rientra, Guzman. Però manca Graffiedi, sì. Però in difesa, ecco, io sottolineavo la difesa, non hanno il terzino sinistro di ruolo e non hanno alternative di sinistri, per cui Rabito, che è uno che in fascia può fare male e tende ad andare sulla destra, rispetto a Lazzari, al di là del fatto che non ha giocato sabato perché è riposato, potrebbe essere efficace. Poi si tratta di vedere... Secondo me, il rientro di Rabito era abbastanza scontato, anche perché Lazzari purtroppo non ha dato una prestazione all'altezza a Frosinone. Mi lascia un po' perplesso invece l'entrata di Sonci al posto di Ciani, perché teoricamente, purtroppo abbiamo Varricchio infortunato ancora, le due torri teoricamente dovevano essere Varricchio e Ciani. Ma non gli ha detto quando sta bene Varricchio, che gli auguriamo stia bene il più possibile. Io sono sempre dell'idea che Varricchio ci ha fatto andare in Serie B e quindi adesso buttarlo in un angolo, io non sono di questa idea. Sì, diciamo che anche dai messaggi che arrivano... non so i messaggi, però stai facendo gli estremi. Ho detto Varricchio quando starà bene ce lo auguriamo presto, non è detto che trovi il posto titolare con il Parco. Io non ho detto che debba essere un titolare, però io Varricchio fino a prova contraria me lo tengo stretto e spero che possa dare quel contributo che ha dato l'anno scorso nel finale di campionato, perché senza Varricchio, a prescindere Totò Di Nardo, non saremmo andati in Serie B. Però detto questo volevo dire che mi sembrava, e qui forse magari Fulvio mi può dare un aiuto tecnico, mi sembrava che Soncin fosse più, se vogliamo usare questo termine, il sostituto di Nardo, per via dell'altezza parlo. Diciamo che come caratteristiche, esatto. Ciani e Varricchio sono più simili. Sono due giocatori che prediligono giocare in mezzo alle torri, in mezzo all'area, e cercare di fare il punto di riferimento più avanzato, e Di Nardo gli può girare intorno. Con Soncin sicuramente non abbiamo questa alternativa di un centro boa, diciamo, perché anche lui è uno che gli piace gli spazi, gli piace partire anche da lontano, è più bravo con la palla al piede che non a fare magari... Andare in pubblicità, poi abbiamo una chiusura, scusami. Antonio Mazzagatti, la voglio come l'altra volta, la pubblicità in russo. In russo, dunque, дорогие телезрители, мы вернемся после рекламной паузы. Va bene, stiamo ovviamente parlando delle puntate del Padova. Allora ricordiamo i numeri per la trasferta di Torino, Giorgio Ferretti, li mettiamo in video, grazie, per partecipare alla trasferta del Padova che giocherà a Torino martedì della prossima settimana. Ricordo, giocherà alle 22:45, la partenza alle 7 del mattino, sarà una giornata campale, dovete fare questi numeri. 2 giorni di ferie. 348 603 6492 oppure 339 6241 052. Ricordo, telefonate per partecipare alla trasferta dei tifosi dell'ACB che organizzano la trasferta per andare a Torino per vedere Padova-Torino. Al momento i biglietti in vendita sono in 2 tabaccaie, la solita storia dei biglietti, uno a San Bellino e uno alla Guizza, pensa un po'.
2 soli punti vendita fino adesso. Agli estremi della città. Sì, però la provincia è molto più vasta. È molto più vasta, hai ragione tu, hai fatto bene a dirlo. Stefano, domenica andiamo a vedere il prossimo turno della Serie B, lo chiedo regia, ricordando che stasera l'Ancona ha vinto 2-0 con l'Empoli e ricordando che l'Ancona viene a giocare sabato allo stadio Ugarte, dunque il Padova giocherà 2 partite consecutive, domani alle 18:30, il recupero della partita col Piacenza che non è stato giocato, e sabato con l'Ancona. Vediamo se abbiamo tutto il prossimo turno. No, questo è della Serie D, grazie, mettiamo quello della Serie B, con il Padova che gioca in casa con l'Ancona. Eccolo qui: Albino F Piacenza, Ascoli Brescia, Cesena Triestina, Empoli Frosinone, Grosseto Modena, Lecce Crotone, Padova Ancona, il Cittadella che va a Reggio Calabria contro la Regina, Salernitana Torino, Sassuolo Manto, Vicenza Gallipoli. Stefano Marchetti: Cittadella che va a Reggio Calabria, Regina che ha 2 partite casalinghe, quella che giocherà domani con il Vicenza, altra veneta, e sabato aspetta il Cittadella fra Squadra e Granata. Ma sicuramente è una trasferta difficilissima in un campo importante. Io credo che, non avendo niente da perdere, potremmo anche fare una partita importante, nel senso che mentalmente andiamo lì molto, molto liberi, sapendo che giochiamo contro forse la squadra più forte del campionato assieme al Torino, e magari è proprio l'occasione giusta per fare una prestazione sopra le righe. Ecco, al di là di tutto, appunto, quando si va tranquilli, Fulvio Simonini, a giocare con una squadra sulla carta molto più forte di te, si riesce a fare anche una prestazione, ovviamente se hai delle qualità, anche una prestazione importante, come d'altronde il Cittadella le ha sempre fatte, l'anno scorso e anche quest'anno, alla prima di campionato, se non ero giusto, Stefano. Sì, è così, adesso ci stiamo preparando, ne abbiamo parlato anche oggi. Sappiamo della forza della Regina, però io ho sempre molta fiducia nella mia squadra e quindi parto sempre con entusiasmo per cercare di fare il massimo. Certo che un pareggio sarebbe per noi un risultato importantissimo. Tutto oro. Fulvio? Ma sulla carta sì, è così, quando non hai niente da perdere riesci a sciorinare delle prestazioni notevoli. Però c'è anche da rapportarsi con la realtà, e la realtà dice che la Regina, secondo me, è anche più forte del Torino, è la più forte in assoluto di questo campionato, perciò io gli faccio i miei migliori auguri al Cittadella e a Stefano Marchetti, ma in bocca al lupo. La vedo, sì, in bocca al lupo, ma la vedo parecchio dura. Vabbè, magari i pronostici vengono anche nel calcio. C'è da dire che però la Regina ha un potenziale offensivo incredibile, perché Bortoli, Brienza, Caccia, Boucher, dietro concede spesso qualcosa. Padova ha avuto varie occasioni, il Mantova è riuscito a recuperare una situazione di doppio svantaggio, per cui ecco, il Cittadella dovrà, soprattutto nelle prime giornate di campionato, quando le squadre, quelle più blasonate, fanno un po' più fatica. Ma proprio per questo, visto che sulla carta è una corazzata, il suo inizio di campionato non è stato pari alle aspettative, io penso che in queste 2 partite casalinghe che ha deve fare, poi io ci ho giocato là, il pubblico è molto caloroso e ti garantisco che può dare quell'apporto e quella spinta che magari in queste 2 o 3 partite iniziali non c'è stato. Stefano Marchetti, il rapporto con Andrea Gabrielli, il presidente del Cittadella, buono, ti permette di lavorare, com'è parole povere? Buonissimo, non buono, nel senso che Andrea si è calato nel ruolo molto bene, e sta portando avanti il credo del papà e quindi da questo punto di vista penso che non ci sia... È diventato tifoso, sta diventando tifoso. Ma Andrea già l'anno scorso era molto vicino alla squadra, era molto vicino ai ragazzi, al mister, a me, quindi non c'è nessuna novità sotto questo punto di vista. È chiaro che adesso lui è molto più operativo, molto più presente, ma lo sta facendo nel migliore dei modi e personalmente gli devo solo fare i complimenti. Pronostico Piacenza, Padova Piacenza, Antonio Mazzagatti. 1-0 per il Padova. Andrea Miola. 4 punti nelle 2 partite in casa. Pronostico Padova Cittadella, non fare il politico. Padova Piacenza. Padova Piacenza, scusami. Potrebbe allora vincere questa e pareggiare con l'Ancona. Pronostico 1-0, vince il Padova. Sì. Quanto? Sì, di misura non... 1-0, Fulvio Simonini. 3-0 per il Padova. Stefano Marchetti, lo chiedo anche a te.
2-0 per il Padova. Giorgio Ferretti. 2-1. Ivano Ricci. Altro, sulle quote SNAI c'è 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, dopo il 5-0 c'è scritto altro, io gioco altro. Guarda, questa è la chicca che ci mancava proprio per concludere questa trasmissione. Ovviamente io ringrazio Antonio Mazzagatti di essere stato con noi, grazie Antonio, ringrazio Andrea Miola. Ciao, grazie. Fulvio Simonini. Buonasera a tutti. Il direttore generale Stefano Marchetti del Citella, in bocca al lupo Stefano per la Buonasera, grazie. Calabria, e io invece sono sicuro che uscirete con qualche punticino da Reggio. A Giorgio Ferretti che si sta dando da fare come non so per organizzare i club, i tifosi, per ritornare a quel tifo che c'era una volta a seguire il Padova. Bravo Giorgio. Grazie anche agli amici e ai collaboratori. Perché salutiamo la chicca, Fulvio Simonini, la chiamiamo la chicca da questa sera. Piano, la chicca, calmo. No, che se mi chiami la chicca. Ha detto che dopo ce la dice. Dopo ce la dice. No, comunque la preparo per la prossima Moviola, un'altra chicca. Certo, salutiamo Ivano Ricci, salutiamo Elisabetta Corazzi in redazione e tutta la regia, e salutiamo la Eleonora, Eva Bonetto. Ciao Giorgio, ciao a tutti i nostri telespettatori. Vorrei fare un piccolo augurio, un grande in bocca al lupo al Padova per domani, e Padova Gambare de Chonet, come si direbbe in giapponese. Un bacione a tutti. Cosa vorrebbe dire? Forza Padova. In giapponese, benissimo. Sì. Allora abbiamo sentito. Non lo diciamo in russo. In russo come si dice Forza Padova, Antonio Mazzagatti? In russo si dice Vperiod Padova. Perfetto, detto tutto questo, noi vi salutiamo, vi ricordiamo che l'1:30 c'è la replica. Se non vi siete staccati riguardateci, ma noi ci saremo anche domenica alle 14:15, ovviamente lunedì. Ciao a tutti.